Sì. Eccoci rientrati in studio, eccoci tornati a questa puntata di Gioventù Politica, questa apertura dedicata alla protesta dei movimenti legati allo sciopero, chiamiamolo così, alla manifestazione del 9 dicembre, ha monopolizzato la trasmissione fino a questo punto. Abbiamo anche delle telefonate, allora io invito la regia a proporre la prima. Buonasera, chi è e da dove chiama? Ci sente? Non abbiamo il ritorno in studio. Sì, mi chiamo De Lignago. Come può ripetere per cortesia? Io sono De Lignago. Sì, prego allora, cosa vuole dire? Allora, il problema è questo, perché io... Gentilmente sia breve perché ne abbiamo altre tre che sono in lista, grazie. Posso ringraziare tutti i presenti che hanno dato le loro opinioni sulla politica della gioventù. Allora, mi vorrei sapere, solo una roba, no? Tutti i giovani che hanno partecipato alla politica, anche alle intellettuali, diciamo, in Italia, non hanno mai pensato di dare l'opportunità ai stranieri di votare e di creare un rapporto, una convivenza religiosa, sociale, politica, per dare anche loro l'opportunità di partecipare. Sarà anche l'opportunità di aprire una porta positiva per uscire da questa crisi qua, perché questa crisi non è che il fatto, è crisi dell'anima della persona, del rapporto tra gli uomini. E questa è la mia opinione, perché per risolvere questo problema bisogna creare una convivenza tra le persone, non c'è differenza tra italiani o stranieri, o noi siamo tutti nella stessa barca, come ha detto l'altra persona che ha presentato prima, e cerchiamo di creare un rapporto sociale prima, tra uno e l'altro, tra il ricco e il povero. Ecco, allora, gentilmente, lei da dove viene? Lei è di Legnago, ma... Da Legnago, sì. Sì, ma è un cittadino italiano, lavora qui, è un immigrato? Sì, io lavoro a Legnago, però io non mi considero come un cittadino del mondo. Io ho girato un po', io sono dal Marocco, però ho girato un po' l'Europa, Francia, Belgio, così come studenti. Però vedo che per risolvere questa situazione ci vuole non la politica, ma perché tanti partitini rovinano la società. Perché ognuno ha i suoi principi, uno vuole fare qualcosa, ma il problema è questo, il problema sociale tra i giovani, tra le persone che vivono. Se cerchiamo questo rapporto, sarà anche bella roba, per risolvere tanti problemi allora. Benissimo, grazie del suo intervento. Adesso se gentilmente, allora ne abbiamo un'altra, la proponiamo subito, dopo eventualmente potremo commentare. Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto? Sì, buonasera, come si chiama? Da dove chiama? Buonasera a tutti. Salve, sono Ciccia da Padova. Intervengo per salutare il signor Mercato. Prima di tutto lo saluto. Lo ringrazio per essere venuto a Bassano con Zaia e Muraro. Stiamo manifestando adesso a Resana contro questa casta di pseudopolitici e volevo chiedere al signor Muraro se ci può dare un po' di aiuto a fare l'indipendenza veneta. Ho capito, benissimo. Abbiamo ancora telefonate dalla regia? Pronto? No? Sì? No, non abbiamo più per telefonate, benissimo. Mercato. Ma io credo che sia l'unica via possibile. Adesso ho visto qua le bandiere italiane e comunque il fatto del paese unito non significa che non si possa fare un referendum per l'indipendenza del Veneto. Io faccio un ragionamento molto semplice, ma anche molto terra a terra. Abbiamo avuto negli ultimi 20 anni 9 anni di governo di centrodestra, 8 anni di governo di centrosinistra, poi Napolitano ha fatto arrivare il governo dei tecnici con il professor Monti, esperienza chiusa, ed sono arrivate le larghe intese. Oggi sono le micro intese, ma insomma è sempre una maggioranza che va dalla destra alla sinistra. In questo arco di tempo, dove abbiamo visto tutte le formule possibili e immaginabili, non è stata fatta una riforma che serve a questo Paese. Allora, io dovrei da uomo delle istituzioni avere ancora la voglia di credere che si possa, mantenendo questo Paese così com'è, avere una speranza. Non ne sono più convinto. Io credo che l'unica via possibile sia quella dell'indipendenza del Veneto.
perché noi siamo una regione che produce ricchezza e ha un saldo assolutamente positivo fra ricchezza prodotta e servizi di cui abbiamo bisogno. E il fatto che io ho l'assessorato alla viabilità, di non riuscire con i soldi in cassa, perché io ho decine e decine di milioni di euro in cassa e ho le buche nelle strade e non riesco a mettere in sicurezza le mie strade e quindi a dare sicurezza ai cittadini perché c'è un patto di stabilità che non me lo consente è una follia. Per cui per me l'unica via possibile è quella della via indipendentista del Benissimo, benissimo. Allora invito là sopra a non sbandierare davanti alla telecamera, che è proprio quella di Marcato, tra l'altro. Stanno boicottando? L'hanno fatto apposta, Allora, bene, chiudiamo qua. Iniziamo a parlare di immigrazione, di integrazione e anche del popolo, un po' di quelli che sono gli esclusi, che adesso ci sono, appunto, l'abbiamo sentito dalla voce, ci sono anche gli italiani. Allora, abbiamo scelto questo argomento perché di solito di immigrazione se ne parla quando c'è la tragedia, quando c'è il barcone che affonda, quando c'è il laboratorio che prende fuoco e scopriamo improvvisamente delle realtà drammatiche, dei business legati alla criminalità che lucrano sulla povera gente, su chi cerca una vita migliore. Allora scopriamo quelli che sono i problemi dell'accoglienza dei profughi, ad esempio, dei centri di accoglienza, poi sono i cosiddetti centri per l'espulsione, quindi si scopre improvvisamente che la legge che abbiamo non è più sufficiente, non riesce effettivamente ad adempiere, a regolare quello che dovrebbe essere un flusso libero, no? E invece poi succede quello che è successo 2 mesi fa tra le coste africane e Lampedusa e che si ripete poi durante tutto l'anno. Allora, la politica per l'immigrazione. Prima il professor Casel giustamente faceva riferimento all'Europa. L'Europa in questa situazione, dal mio punto di vista, ha una bella responsabilità, perché il nostro è un paese di confine, siamo lì, e questo è probabilmente il tragitto ovviamente più comodo per arrivare. Allora io partirei un po' da qua, da quello che viene definito il regolamento di Dublino. Non so se tutti i giovani lo conoscono, comunque è un regolamento che a livello europeo praticamente stabilisce che chi arriva come rifugiato, uno stato di rifugiato, ad esempio in territorio italiano, e viene identificato qua, dovrà essere ospitato qua, anche se lui magari è arrivato in Italia per andare a raggiungere il fratello o i parenti in Norvegia piuttosto che la Germania, che vabbè, dopo parleremo. Allora, io inizierei da Roberto, vorrei sentire un po' qual è la tua opinione, cioè se la normativa italiana funziona, se l'Europa dovrebbe avere un atteggiamento diverso, come la vedi? In maniera migliore, nel senso che faccio un po' esperienza dall'ultimo che c'è stato l'ultimo ingresso di tunisini che ci sono stati accolti, mi ricordo, e nel momento in cui tu hai la percezione che è vero che la persona ha la sua dignità e va rispettata e accolta, ma nel momento in cui però non viene gestita bene la dinamica, si innesca tutto un meccanismo che diventa contrario all'accoglienza e quant'altro. Faccio l'esempio, io mi ricordo il fatto dei tunisini che alla fine erano alloggiati con la scusa dell'essere ospitati, sono rimasti qua per un periodo mantenuti, io mi ricordo tipo 60 euro al giorno venivano dati per ciascuno di loro, e ti trovavi l'italiano che dice io torno a casa alla sera a lavorare, lavoro tutto il giorno, e queste persone per un periodo così prolungato si trovano a non avere l'hotel pagato e quant'altro. Questo per fare un esempio che se il fenomeno, cioè la dignità della persona non viene però quindi messa in moto, perché o si rimandano nel paese d'origine se non ci sono le condizioni, o non si gestisce il problema, nel senso di rimettere in moto le persone o da un punto di vista lavorativo o da un punto di vista in qualche maniera di dinamica sociale in cui si contribuisce poi alla realtà dove si va a vivere o a stare per un periodo,
E dopo si innescono meccanismi difficilissimi. Notavo ad esempio le carceri solo qua a Padova, l'80% è di extracomunitari. C'è un problema di gestione dell'immigrazione, nel senso io come cittadino se non percepisco che il fenomeno viene gestito bene, nessuno ce l'ha con le persone, però se questa persona dopo diventa il viatico per creare delinquenza e tutto quello che ecco che diventa poi sfocia in qualche maniera in fenomeni sappiamo comunque che poi sono le cose che sono quelle che appaiono poi sulle prime pagine dei giornali, ma poi c'è tutta un'altra realtà. No, ci tengo a dire perché il valore della persona è universale, nel senso che non si può, soprattutto di fronte a delle situazioni di persone che arrivano a non avere quell'atteggiamento di accoglienza, di risposta, ma contemporaneamente il problema deve essere affrontato in maniera effettivamente positiva, nel senso che dopo sicuramente diventa che da un'accoglienza, se non si sa gestire bene, diventa un effetto contrario che poi dilaga anche in fenomeni che dopo la gente non ne può più, e anche la logica dell'immigrazione viene vista come qualcosa di negativo, in particolare in un momento di crisi economica in cui l'italiano si trova in qualche maniera, è brutto da dire, però hai quella sensazione molto spesso in cui dici caspita, li danno più a loro che a noi. È un ragionamento sottile in cui dal valore della persona, dell'accoglienza, si va invece a sfociare in un processo totalmente differente. Certo. Volevo dare la parola anche a Luca Ferrero per capire se condividi questa posizione e soprattutto se dal tuo punto di vista forse si potrebbe lavorare in maniera diversa. Ma sicuramente si deve lavorare in una maniera differente. Diciamo che la prospettiva dell'immigrazione in Italia deve essere gestita comunque a livello europeo. Io sono contrarissimo quando dicono serve meno Europa, serve più Europa. Dobbiamo andare lì a dire contiamo qualcosa, dobbiamo là andare a dire che i nostri confini sono i confini dell'Europa. E questo non è un discorso di sinistra o destra, dovrebbe essere un discorso per tutti gli italiani e per tutti gli europei stessi. Perché sappiamo benissimo, come verrà riportato da qualcuno e come tutti sanno, che spesso gli immigrati arrivano da noi, non si fermano e passano in altri paesi europei, la maggior parte fa così. Dopodiché, come va gestito l'immigrazione? Ci sono casi e casi anche lì di come può essere gestita l'immigrazione. Dobbiamo anche far calcolo di un po' di come viene vista questa immigrazione. Posso citare così, adesso mi viene in mente un po' a memoria, un sondaggio portato avanti l'anno scorso dall'Osservatorio Nord-Est, in cui per la popolazione del nord-est il 70% degli intervistati diceva che l'immigrato era una persona necessaria all'economia del nord-est, ed è effettivamente vero, è un dato riportato anche poi dai fattori economici. Lo stesso saldo in attivo, pensiamo sempre che l'immigrato per esempio sia un costo per il nostro Stato. In realtà grazie agli immigrati, ma immigrati perché comunque lavorano da noi, abbiamo un attivo di 1,5 miliardi di euro in più all'anno. Sono cifre da considerare. Poi bisogna vedere caso per caso, come dico, non si può sempre fare di tutto un'erba un fascio. Come non si può difendere una categoria, ma qualunque essa sia, per degli atti violenti. Se esiste un violento, va fermato il violento. Non possiamo dire che io sono un violento e lui, perché viviamo magari nella stessa città, deve essere preso in mezzo perché io lo sono. Questo secondo me è un po' la visione che va cambiata, va rivista in maniera europea. Riccardo, tu sei d'accordo? Sì. Allora, condividi questa posizione? Allora, io condivido la posizione nel senso che l'Europa deve fare di più, deve fare meglio, deve aiutarci. Noi siamo il filtro dell'Europa, nel senso, come ben sappiamo, tutti passano da noi prima di andare in altri paesi europei. E le ultime stragi, purtroppo, abbiamo visto tutti che quantità di morti hanno prodotto. E secondo me la politica del governo che ha adottato con Mare Nostrum di salvaguardia e di controllo delle coste per evitare queste stragi è una cosa buona, soltanto che secondo me l'Europa deve veramente aiutarci nella gestione di questo grande problema dell'immigrazione. E anche secondo me una cosa molto importante è la sicurezza per i nostri cittadini. Purtroppo se questi emigrati non vengono integrati
attivamente nella società, ce li ritroviamo. Sappiamo che i problemi oggi che abbiamo, e li abbiamo sentiti in apertura di trasmissione, ce li hanno doppiamente le persone che arrivano. Questa sera avremmo dovuto avere ospiti qua anche i ragazzi di Razzismo Stop, che hanno una cinquantina di profughi ospitati qua a Padova, ma questa sera hanno fatto una biciclettata di protesta per il problema legato al freddo nel luogo dove sono ospitati, e quindi avremmo avuto appunto anche la loro testimonianza, avremmo potuto sentire quelle che erano le loro storie. Qui abbiamo anche Ndaye Fall della CISL di Rovigo e di Padova. Tu sei impegnata da tempo. Sia nell'associazione come ANOLF, e l'associazione appunto per sostenere i cittadini sia stranieri che italiani, ma lavoro anche presso l'ufficio vertenze sempre della CISL, e in questo caso aiuto a risolvere i problemi di lavoro contro i datori di lavoro che magari non pagano, e anche i cittadini italiani, perché la maggior parte sono i cittadini italiani, quindi ben volentieri lo faccio, perché siamo prima di tutto persone. Il fatto che si dica Europa, e bisogna anche essere credibili quando si dice Europa aiutami. Se l'interlocutore, cioè Italia, vai lì e non sei credibile, l'Europa non ti ascolta, o meglio entri in un orecchio e esce dall'altro. Bisogna essere anche forti politicamente, essere anche seri, essere credibili e dare delle soluzioni, ok? Non all'acqua di rosa, ma ovviamente che si possono poi che possono dare dei frutti. E per quanto riguarda i profughi, ovviamente bisogna distinguere l'immigrato economico, cioè quello che dice tra guadagnare 100 euro, guadagnare 200 euro, vengo in Italia, e chi sfugge alla guerra e alla fame, che sono due cose diverse, perché la guerra e la fame non c'è mar Mediterraneo che ti tiene o la vita o la morte, e uno lo attraversa ovviamente. E per quanto riguarda in questo periodo di crisi, ovviamente c'è quello che si chiama la guerra dei poveri fra i cittadini italiani che si trovano in crisi appunto perché non c'è più lavoro, e i cittadini stranieri ovviamente che anche loro si trovano nelle stesse condizioni. Spesso e volentieri vedo anche dove sono io lì a lavoro, che vengono i lavoratori che magari sono cassaintegrati oppure sono stati licenziati e che magari sono qua con la famiglia da 20 anni, e vedi che lasciano l'Italia e ritornano nel paese di origine. E per i ragazzi, immagino come me, che sei nato qua in Italia, ritornare in un paese che magari non hai mai visto è anche traumatico, questa cosa qui. Però ovviamente se bisogna vivere bisogna andare dove si può riuscire, poi si torna a casa non tanto perché si trova una soluzione economica migliore, ma perché bene o male c'è la famiglia, almeno ci si appoggia a questo punto di vista. Io penso che il messaggio che bisogna dare è questo: in questo periodo di crisi bisogna sostenerci l'uno con l'altro, perché politicamente viene usato perché ci facciamo la guerra fra di noi, invece noi dobbiamo sostenerci. Non è che l'immigrato toglie l'italiano, ma forse è chi ruba, chi evade con la voglia di evadere e senza sostenere gli altri, che ruba tutti quanti noi, per questo ne paghiamo le conseguenze. Certo, grazie. Abbiamo anche l'applauso del nostro pubblico. Abbiamo una telefonata in linea. Buonasera, da dove chiama e come si chiama? Sono Italo e chiamo da Padova. Come, scusi, il nome non l'ho sentito. Italo. Buonasera Italo, buonasera. Prego. Senta, intanto io volevo ringraziare l'editore per l'opportunità che ci dà di intervenire in questa trasmissione. È una trasmissione interessante alla quale noi assistiamo, però abbiamo la possibilità di partecipare. Mi sembra una gran bella cosa, perché per esempio in un'altra rete, la 7 per esempio, no? C'è Santoro Docet, ci sono politici a livello nazionale, ma io non le seguo quelle trasmissioni perché noi non possiamo intervenire, e quindi quelle trasmissioni non mi interessano. Quindi volevo ringraziare il professor Case per questa opportunità che ci dà. Tra le altre cose, il professor Case faceva un riferimento alla situazione europea. Allora qualcuno dice in studio che c'è bisogno di più Europa invece che criticare l'Europa, ma io vorrei sapere a quali condizioni, perché se noi pensiamo che per avere un euro abbiamo speso 1936,27 lire e c'è stata la Germania che ha avuto un euro con cambio a un Deutsche Mark, voi capite che noi siamo partiti in una situazione assolutamente penalizzante. Quindi questa partenza con l'Europa, che ha determinato povertà assoluta in Italia, è una partenza che dobbiamo assolutamente ridiscutere se vogliamo stare in Europa, perché altrimenti non è possibile restare in Europa a queste condizioni, anche perché nel 1990 poi
artatamente dai nostri politici, era stata fatta un'altra operazione che ha danneggiato il cittadino italiano, perché quando sono state privatizzate le banche, soprattutto le casse di risparmio, voi sapete che alle fondazioni, e le casse di risparmio rappresentavano oltre il 50% del sistema bancario, alle fondazioni che non hanno tirato fuori una lira è stata data l'intera proprietà delle banche, ma le banche sono fatte dai clienti, depositanti e clienti che chiedono il fido in banca, ma tutta la ricchezza, metà della ricchezza italiana bancaria è stata regalata alle fondazioni, e questo ha provocato un disastro immane, ancora peggio dell'ingresso in Europa per quanto riguarda la capacità del cittadino di essere proprietario di se stesso. Pensate solo che il 49% degli istituti privati bancari che hanno aderito a Banca Italia e ne hanno acquistato delle quote sono proprietarie del 49% delle riserve auree. Quindi, voglio dire, la situazione europea va assolutamente chiarita, perché poi i disordini che ci sono, e che io in qualche modo apprezzo e sottoscrivo, sono la conseguenza di queste due operazioni di tipo economico-politico. Per quanto riguarda poi i suoi ospiti che fanno la manifestazione, e con la quale io manifestazione solidarizzo, però voglio far presente alcune cose. Io sono sia breve, perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Sì, grazie. Se mi concede un attimo, perché senta, io sono un pensionato che ha 37 anni di lavoro alle spalle, va bene, e ho una famiglia di 4 persone con 2 figli ancora in età scolare. Qualcuno mi dice, ho sentito le interviste, non vogliamo più pagare le tasse. Allora cosa succede? Guardi, io adesso devo per forza semplificare, perché giustamente lei mi concede anche troppo spazio, ma guardi, se questo vuol voler dire che chi ha lavorato 35-40 anni non deve neanche ricevere la pensione perché le tasse non vengono pagate, il discorso è diverso. Le tasse vanno pagate in maniera equa e giusta, perché uno Stato deve avere una polizia, una magistratura, degli ospedali, deve avere delle scuole che funzionano e l'università. Cioè, grazie. Ci sono delle spese fisse. Grazie, signorita. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie, mi scusi se la interrompo, ma mi dispiace, ma purtroppo siamo in tanti e dobbiamo parlare un po' tutti quanti. Abbiamo anche un'altra telefonata in linea, vorrei che intervenisse subito. Con chi parliamo? Chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, salve. Sì, buonasera, pronto, ci dice il suo nome, per cortesia? Sì, io mi chiamo Beatrice, telefono da Padova, sono un esercente. Salve, intanto stavo ascoltando l'intervento del signore, che per carità di Dio è molto interessante, molte cose si sono dette di interessanti. Io invece volevo essere intanto solidale alle persone che ora stanno manifestando da 4 giorni e dire che su 62 milioni di italiani tutti i settori di categoria di lavoratori dovrebbero scendere in piazza, perché tutti abbiamo qualcosa da perdere, ma fra un po' nessuno avrà qualcosa da perdere. E invito anche gli esercenti, io faccio la barista, ho un bar, quindi voglio dire, sono la titolare, quindi sicuramente se chiudo per manifestare ci perdo. A manifestare oggi, scusi signora, oggi ha partecipato al funerale che è stato celebrato in centro a Padova? No, chiuderò per andare a manifestare e per andare in tutti i posti dove staranno lì anche durante la notte. Questa è la Gli applausi facciamoli a noi stessi, perché ognuno di noi nel piccolo o nel grande deve fare qualcosa. Purtroppo su 62 milioni sarebbero anche 20 milioni di persone che fermano la loro attività, che incominciano a non usare l'energia, quindi l'elettricità, la benzina. I piccoli paesi, quartieri dovrebbero unirsi per darsi una mano. Chi ha il formaggio fornisce per quella settimana o per quel mese il formaggio alla gente, chi invece ha, non so, dico io, il pane, la stessa cosa, che i salumi. Dovremmo riuscire tutti i piccoli paesi di Padova, io parlo comunque del Veneto, a far sentire comunque allo Stato italiano, quindi a Roma, dove comunque loro bivaccano, e tranquillamente, voglio dire che c'è un'insofferenza che ha preso tutti, pensionati, ragazzi giovani, e io credo che dai 30 ai 45 anni invece, che sono questi giovani d'oggi, dovrebbero prendere in mano le proprie coscienze e incominciare a fare qualcosa. Cosa abbiamo da perdere? Certo, grazie signora, è stata chiarissima. Comunque qua in studio abbiamo, i giovani sono
sono un po' più giovani, sono al di sotto dei 35 anni. Allora, invece noi parliamo invece dell'immigrazione. Io volevo chiedere anche ad Arica. Arica è un nome non consueto. No, però Pirobone è abbastanza veneto. Sì, questo è abbastanza veneto, sì, certo. Mia mamma è un po' fantasiosa, quindi... Allora, tu come vedi la cosa? Più Europa, meno Europa? Beh, io sicuramente dobbiamo meno arrangiarci? Europa. Ogni volta che un giovane italiano è costretto ad emigrare se ne va un pezzo d'Italia, secondo me, non solo... Cioè, penso che anche per la famiglia sia comunque una sofferenza vedere i propri figli costretti ad andare via per avere un minimo di futuro. Credo che l'immigrazione al Veneto, come a tutta l'Italia, serva, perché purtroppo, ammettiamolo, che certe professioni gli italiani non sempre vogliono farle. Perché comunque gli stipendi sono bassi, gli orari sono difficili, ogni tanto siamo un po' selettivi, non tutti, però alcuni sì. Detto questo, secondo me l'Europa non ci sta aiutando, dovrebbe essere molto più presente anche fisicamente. Correggetemi se sbaglio, ma anche le coste italiane non mi sembra siano, cioè sono presidiate solo dall'Italia, non mi sembra ci siano molte altre nazioni che intervengono nel bloccare. Ecco, ma ad esempio a questo proposito non sarebbe meglio creare una rete nei paesi io parlo del Nord Africa, ma anche negli altri paesi, perché l'immigrazione adesso nel canale di Sicilia ci sono le disgrazie, ma gli immigrati arrivano dappertutto, non solo da quella zona lì, ci sono anche gli immigrati dall'est e da altri paesi ancora. Ecco, non sarebbe la cosa migliore gestirla direttamente nel paese d'origine, avere degli uffici di riferimento? In fin dei conti, chi prende un barcone spende 1.500 euro, non è poco. Un volo charter per attraversare il canale di Sicilia costa sicuramente molto di più, cioè quindi una valanga di soldi che va a finire in mano a dei criminali alla fine. No? Sì, che non hanno neanche scrupoli nel buttare i bambini in mare. Quindi, avere la possibilità, forse questi flussi andrebbero gestiti magari in questo modo. Qua come la vedi tu? Vede, adesso io non voglio essere assolutamente di parte, però bisogna dare atto che durante il governo Berlusconi con il ministro Maroni c'erano degli accordi con il cosiddetto poi dittatore libico Gheddafi, dove c'era un blocco in partenza rispetto, è un dato io non vorrei poi parlare di dati statistici, ma c'erano dei dati molto chiari dove l'immigrazione in quel periodo di tempo è stata, non dico fermata assolutamente, ma è stata comunque sia diciamo abbattuta di una certa percentuale. Poi volevo parlare di una cosa molto semplice. Qui tutti parlano di più Europa, più Europa, più Europa, ma è la stessa Europa che ha affamato già la Spagna e la Grecia, che sta affamando la Francia e l'Italia, è quella che non fa partire le nazioni e la loro economia con le stesse condizioni. Io ho sognato un'Europa dove ci fosse un esercito europeo che nei confini di ogni Stato cercasse di combattere l'immigrazione, una moneta unica che valeva per tutti gli Stati, ma questa Europa purtroppo non ci sta aiutando assolutamente. E poi io non vorrei sinceramente contraddire il dato detto dal collega e dall'amico, ma purtroppo io vedo tante persone nei presidi. Ma come facciamo a dire che gli italiani non vogliono i lavori più miseri, più umili? Glielo chieda se non vogliono lavorare per 500-600 euro al mese. Chiedeteglielo, perché io nelle loro condizioni lo farei. Non è vero, cioè l'immigrato è una risorsa. A me è stato insegnato purtroppo che prima di tutto sono italiano e devo difendere la mia comunità. Ogni padre di famiglia difenderebbe il proprio figlio, non il figlio del vicino prima di tutto. Sentiamo Arica come ti risponde. Allora, sì, non era in contrapposizione. No, però io ho un amico che lavora nel mercato di Padova e praticamente lavora come in un'azienda che fa export ed import di frutta tropicale. Lui e forse altri 2 o 3 ragazzi sono italiani, tutto il resto sono extracomunitari, persone per bene, cioè io sono anche della Lega, spesso la Lega viene anche accusata di razzismo, invece sono persone per bene che vogliono lavorare. Certo. E lui, perché va a lavorare da mezzanotte alle 10 di mattina, ha detto:
il mio titolare ha cercato degli italiani, non è stato così semplice e ha preso gli stranieri. Quindi ci sono degli esempi tangibili, se volete vi do il nome dell'azienda. Cioè, Dai, cosa non dici lo dico, tu? Prima avevi un attimo spesso. scosso la testa, ho visto. No, cosa quando dici? diceva il fatto che per 500 euro siamo tutti disponibili a lavorare, ovviamente se io provengo in un paese che prendo, che per me 100 euro sono tanti, con 500 il metro di misura ovviamente è molto di più. E spesso e volentieri dietro ogni immigrato ci sta una famiglia, non dico una famiglia del tipo c'è un marito e 2 figli, ci sta un marito, ci stanno diversi figli, ci sta il nonno, ci sta la nonna, ci sta magari il fratello e qualcun altro. Aspetta, non l'ho interrotta, quando prima ha parlato. Ma questo, secondo me, siamo in Italia, è ovvio che si parli dell'Italia e degli italiani. Sarebbe ovviamente un'ovvietà, insomma, è inutile discutere da questo punto di vista, però penso ancora di più, appunto perché siamo nella crisi, rivangare questa distinzione secondo me non va bene, perché per quanto mi riguarda io non ho che ho scelto di venire in Italia, mi hanno portato, oppure per i miei fratelli sono nati in Italia. Sentirsi dire ogni volta guarda è meglio che te ne torni nel tuo paese perché prima vengono gli italiani, dico io da quando sono nata, per quanto mi riguarda le tasse sono sempre state pagate. Per quanto riguarda mio padre, io ho lavorato e le mie pensioni, diciamo i contributi le pago anche ai nonni di qualcun altro, non lo pago certo a mia nonna. Io penso che deve essere rispettato la persona prima di tutto. Innanzitutto bisogna che se io mi sento italiana, io cerco di fare qualunque cosa per l'Italia. Queste bandiere oggi si vedono, in casa mia le bandiere dell'Italia ci sono da una vita. E seconda cosa, per quanto riguarda cosa? No, casa mia no, dico. No, casa mia sì, perché penso di essere in Italia, non so lei. E poi per tutto il resto penso che appunto in questo periodo di crisi bisogna stare uniti da questo punto di vista. Io sono disposta a manifestare, a dare una mano e lo farei sempre e comunque, che sia per l'Italia, soprattutto perché è il mio paese. E penso che molti stranieri lo facciano e penso ancora di più. Non potendo neanche votare, non posso neanche, almeno potete protestare, votate chi sta al governo e gestisce i vostri soldi, c'è anche chi non può neanche fare. Un momento, ho la pubblicità da mandare tassativa. A rientro ne parliamo. C'è anche ragazzi. Certo. Bene, la pubblicità, Nicola manda pure la pubblicità.